Eccoci, l'avete sentita la sigla di Oltre la pagina, quindi abbiamo lasciato che giorno è ed entriamo nella trasmissione giornalistica dopo il contenitore, che da lunedì, da ieri, va in onda dalle 12:30 alle 13:30. Adesso entriamo proprio nella cronaca, nell'approfondimento soprattutto, come è la linea di Oltre la pagina. E abbiamo oggi come ospite il segretario USIF, Unione Sindacale Italiana Finanzieri, Roberto Di Primio. Intanto, segretario, grazie e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, sono ben felice di essere qui. Allora, con lei io l'ho chiamata perché avete proposto un'iniziativa che credo sia davvero molto interessante, il DASPO economico nei confronti dei teppisti, di chi delinque, di chi aggredisce le forze di polizia. Tra l'altro, Sì. non vorrei metterla in faccezia perché è una roba molto seria. La cosa mi ha fatto anche ero obbligato, segretario, perché io la mia compagna da anni, e io le do anche ragione, poi io non faccio politica, no, dice: "Ma è inutile aumentare le pene, eccetera, tanto questi colpiteli nel portafoglio, che è quello il talone d'Achille di tutti". E voi avete proprio state portando avanti questa iniziativa che secondo me è anche validissima come deterrente, perché poi alla fine è il portafoglio il punto debole. Dicevo agli ascoltatori presentando questa trasmissione, qualche mese fa un esponente di ultima generazione che aveva lordato dei monumenti è stato condannato a 60.000 euro di multa e si è messo a frignare perché poverino non potrà andare in vacanza negli Stati Uniti. Probabilmente la prossima volta starà molto attento a lordare dei monumenti che sono di proprietà pubblica, che sono della collettività. Se probabilmente fosse stato condannato, che ne so, a 18 mesi di carcere, che non avrebbe mai fatto qualche servizio socialmente utile, eccetera, eccetera, sarebbe stato come acqua fresca. Lo prendi nei soldi e lo colpisci nei soldi ed ecco che cominciano a capire cosa significa. Allora, io l'ho messa molto semplice e anche molto demagogica. È chiaro che la vostra proposta è più articolata e più seria, però a me piace vederla anche in questo modo, insomma, un po' terra a terra se vogliamo, ma il buonsenso non è che sia poi una moneta scadente, ecco, secondo me. Prego. Sì. Allora, le dico, lei ha fatto un'osservazione che noi sposiamo in pieno. Saremo molto semplici nell'esposizione per gli ascoltatori. Noi viviamo in uno stato di diritto che è regolato da delle norme e sinceramente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si è vista una resurgiscenza per quanto riguarda le aggressioni e la violenza agli uomini dello Stato. Cioè sembra che è quasi normale che se c'è un posto di blocco, un posto di controllo, è normale che io con la macchina fossi il posto di controllo, perché è un atteggiamento che viene preso e viene perpetrato non solo dai delinquenti abituali, a volte anche per bravate. Negli ultimi anni si è assistito a un crescente numero di aggressioni ai danni dei pubblici ufficiali, in particolare dei nostri operatori delle forze dell'ordine. Gli articoli attuali del codice penale, quelli attualmente in vigore, e parlo per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale o oltraggio a pubblico ufficiale, non offrono più garanzie di tutela per coloro che svolgono il nostro lavoro e per l'interesse della collettività, perché ricordiamoci, il poliziotto, il finanziere, il carabiniere in mezzo alla strada stanno lì per gli interessi della collettività, perché lo Stato di diritto ha delle norme che vanno comunque tutelate. E l'intensificarsi proprio di tali atti, che spesso sfociano in lesione fisica a danni dei nostri colleghi, dimostra che le pene attualmente previste non rappresentano più un deterrente efficace. Gli operatori delle forze dell'ordine si trovano ogni giorno a fronteggiare situazioni di pericolo. Non possiamo più sinceramente operare in un clima di impunità per quegli attacchi. Giustamente lei dice
le pene detentive. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ma basta guardare il passato per capire il presente e anche il futuro. Cioè i giudici Falcone e Borsellino riuscirono in quegli anni a capire che per sconfiggere le mafie bisognava seguire i soldi e l'idea nostra parte proprio da questo. L'introduzione di sanzioni accessorie che precludono ai condannati per questi reati, e parliamo dunque del 336, 337, 341, gli articoli che dicevo prima, cioè se io sto per strada e mi viene in mente di picchiare un poliziotto, un finanziere, un carabiniere, di forzare un posto di blocco, devo sapere che ci potrebbero essere delle sanzioni accessorie che noi chiediamo, che precludono ai condannati per questi reati l'accesso a benefici economici e a misure di sostegno pubblico. Rappresenterebbe per noi una risposta necessaria e proporzionale alla gravità delle aggressioni. Tali misure, pensiamo, non solo hanno lo scopo di punire in maniera più adeguata chi si rende colpevole di violenza contro i pubblici ufficiali, ma mirano anche a creare un vero deterrente che possa prevenire ulteriori atti di violenza, quello che vi dicevo prima. Cioè, sembra che è quasi diventata una gara per chi, voglio dire, una manifestazione picchia, tra virgolette, lo sbirro per come ci definiscono. Cioè, la nostra proposta è proprio quella di escludere i condannati da ogni forma di beneficio statale, regionale, comunale, comunitario, giusto per far capire alla collettività e a tutte le persone oneste l'incompatibilità tra comportamenti delittuosi e l'accesso a risorse pubbliche riservate, che dovrebbero essere riservate a chi rispetta la legge e contribuisce positivamente alla società. Pensiamo anche che l'esclusione anche, cioè norme accessorie severe, tipo pensiamo all'esclusione e assegnazione anche di beni immobili pubblici e di benefici economici come il reddito in inclusione, l'assegnazione di una casa popolare. Cioè lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Continuare in una situazione attuale della giustizia dove non ci sono certezze delle pene, dove c'è un problema carcerario, dunque ci sono molte norme cosiddette svuota carcere, dunque con pene alternative, da sole non bastano per creare una vera deterrenza su questo fenomeno che ahimè ogni giorno fa contare tantissimi feriti fra gli operatori delle forze dell'ordine, ma una norma che potrebbe essere estesa anche a altri settori dove ci sono pubblici ufficiali, incaricati pubblici servizi, visto che ultimamente alla ribalta finalmente delle cronache giornaliste c'è questo fenomeno che sta diventando dilagante di violenza e lesione non solo alle forze di polizia, ma penso anche alle professioni sanitarie. Noi abbiamo colto a balzo l'occasione della discussione del DDL sicurezza che nel suo percorso alla Camera abbiamo avuto interlocuzioni con la politica proprio per impedire questo emendamento che come dicevamo secondo noi può essere un vero deterrente, perché lo diceva anche lei all'inizio, toccare i soldi alle persone molte volte è un deterrente maggiore rispetto a una pena detentiva. Credo che ormai, per carità, saranno tempi materialisti, ma è così, quindi una curiosità, perché io non mi sono dato, non ho trovato una risposta. Secondo lei è più, diciamo, speriamo che questo che venga inserito, speriamo che si arrivi proprio a definire un provvedimento di questo tipo. Deve essere proporzionato al reddito o invece deve essere uguale per tutti il provvedimento? Anche se a dire la verità lei ha già detto, intervenendo anche sulla proprietà, in effetti sarebbe in qualche modo comunque proporzionato al reddito, mi sembra di capire. Così Guardi, prego. l'importante, poi voglio dire, noi siamo finanzieri, operatori di polizia e facciamo il nostro lavoro. La nostra idea è il concetto. Noi abbiamo preparato una bozza che abbiamo comunque consegnato alla politica nelle varie interlocuzioni. A noi interessa che il principio sia sposato dall'autorità governativa, nel senso che
voglio dire, colpire il reddito e le manifestazioni di reddito, dovremmo creare una norma che colpisca tutti, proprietà, chi ha le proprietà, ma sappiamo benissimo che molte volte soggetti che delinquono, vediamo le percentuali dei soggetti che delinquono, molte volte ad esempio sono extracomunitari, altre volte sono persone che non voglio dire, che sono abituate a delinquere e per una loro scelta oculata non hanno reddito, almeno apparentemente. Però voglio dire, anche colpire indirettamente il reddito e le assegnazioni indirette. Cioè il concetto che esprimevo prima era proprio questo. Se io mi sono macchiato di reati contro gli uomini dello Stato, io non posso da una parte attaccare ogni giorno lo Stato e avere benefici dallo Stato, cioè questi soggetti li dobbiamo escludere anche dall'assegnazione di una casa popolare, perché è intollerabile che persone che delinquono ogni giorno debbano essere in graduatoria prima di persone che sono cittadini onesti, che sono rispettosi delle leggi e chiedono allo Stato un aiuto per vivere in serenità loro e le loro famiglie. Cioè un provvedimento che sia deterrente in questo senso, cioè io che sono il soggetto X che sto per strada oggi e vivo comunque nella consapevolezza di, non dico di un'impunità totale, ma voglio dire, di meccanismi strani che comunque mi porta a delinquere ed essere considerato come un cittadino, come i cittadini seri. Queste dinamiche le dobbiamo cambiare, perché è giusto tutelare innanzitutto chi è deputato a rappresentare lo Stato. E le dico, è un provvedimento che riguarda le forze di polizia, ma tante altre professioni. Provvedimenti simili già sono stati fatti in ambito sanitario e per gli autisti dei mezzi pubblici, per cui credo che sia una manovra necessaria, anche perché vedendo sotto dal il punto di vista economico. Che prezzo ha verso la collettività un'aggressione a un agente di polizia che utilizza il sistema sanitario per curarsi? Cioè non c'è solo un danno allo Stato di diritto, c'è anche un danno economico. Il poliziotto, il finanziere o il carabiniere che viene picchiato, e le posso assicurare che avviene spessissimo, ci sono più casi alla settimana. 2 settimane fa hanno portato un posto di blocco a Catania a dei nostri colleghi e dopo un incidente hanno sparato ai nostri colleghi e si sono dileguati. Ricordo un mese fa in Sardegna su una pattuglia dei carabinieri. Cioè qui viviamo in una situazione di pericolo estremo verso i nostri operatori. Se mi permetta, ho qualche minuto ancora. Sì, certo. Mi vorrei riagganciare per una situazione di insicurezza estrema per i nostri operatori. Abbiamo denunciato ieri, ad esempio, che i nostri operatori della Guardia di Finanza, che ci sono articolazioni che svolgono prevalentemente il controllo del territorio e ordine pubblico unicamente ai carabinieri e alla Polizia di Stato, hanno a disposizione veicoli non blindati a differenza dei loro colleghi. Cioè qui viviamo in una situazione in cui, una situazione lavorativa intendo, in cui i nostri operatori, i nostri colleghi svolgono un lavoro proiettato verso la collettività a garanzia dei diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi, in totale, non dico in totale sicurezza, ma sicuramente con mezzi che non hanno gli standard di sicurezza che hanno i colleghi della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Per cui, ritornando all'inizio del discorso, credo che benissimo il DDL sicurezza su alcune norme che sono state inserite, e penso all'assistenza legale, perché francamente siamo stati fino ad oggi a lavorare senza avere mezzi di garanzia, nessun mezzo di garanzia anche di tutela legale. Bene questi decreti che sono stati inseriti, ma credo necessariamente che bisogna creare vera deterrenza. Noi come Unione Sindacale Italiana Finanziere
che siamo il sindacato più grande nella Guardia di Finanza, il più rappresentativo, ci batteremo fino alla fine per far sì che questo emendamento sia inserito nel DDL sicurezza, ed è solo l'inizio per riportare la centralità dello Stato e degli uomini dello Stato in questo paese, perché le dico, noi che facciamo riunioni sindacali presso i nostri reparti, quando andiamo nei reparti operativi dove c'è una grossa carenza di organica dovuto al blocco del turnover per la spending review, che per anni ha causato fra virgolette, un dissesto negli organici delle forze di polizia, non solo della Guardia di Finanza. Già si vive in una situazione di gravità per questa carenza di personale. In più aggiungiamo che in mezzo alla strada si è ormai trattati in un modo, per dirla in modo soft, poco carino, perché qua non parliamo solo di chi fosse i posti di blocco, quando va bene c'è essere insultati, ricevere bottigliate, ormai è diventata una cosa normale, non è più accettabile. Certo. Ma proprio per lo Stato di diritto non è più accettabile. Ecco, dunque, allora, premesso, io chiaramente faccio il mio lavoro e come giornalista, devo proporre a chi ci ascolta argomenti che ritengo interessanti. Le ho detto che io sono rimasto anche entusiasta, quindi io ho iniziato con partecipazione, perché ho trovato veramente un provvedimento, ma prima di tutto è un provvedimento che deve essere messo, è un provvedimento proposto da voi che secondo me deve essere conosciuto dagli ascoltatori. E devo dire che l'entusiasmo mio, sono stato forse un po' poco professionale, perché, cioè, sì, non voglio, per carità, non voglio cospargermi di cenere, però mi è sfuggito un principio che è ancora più sano, che è più valido, più importante. Se non rispetti lo Stato, non puoi chiedere aiuto allo Stato. Questo è un principio sacrosanto che voi avete inserito, che secondo me rafforza ulteriormente la vostra proposta, ma deve essere anche condiviso, perché si parla tanto di cittadinanza, si parla di delinquenza, si parla di welfare, si parla di reddito di cittadinanza. Lei ha detto molto chiaramente, in modo che dovrebbe essere sentito, ascoltato dal maggior numero di persone possibili. Se non rispetti lo Stato, non puoi assolutamente chiedere aiuto allo Stato. E questo è un punto fondamentale, secondo me, mi permetto io di vedere nella vostra proposta. Poi volevo chiederle anche, lei ha detto che questo provvedimento è stato diciamo ben accolto dalle forze dell'ordine. Mi sembra che ci sono alcuni provvedimenti come la body cam, ci sono anche aiuti, mi sembra, economici per le spese legali nei confronti di chi abbia delle cause come conseguenza del proprio lavoro, perché non solo lei purtroppo è la verità, no, quello che dite, ci sono soprattutto delle zone del territorio dove se hai la divisa, poi si vedono anche quando ci sono colluttazioni eccetera, quelli dei centri sociali che usano lo sputo eccetera, non è proprio il massimo, ma addirittura ci sono casi in cui poi uno viene anche denunciato. Ecco, quindi volevo, proprio per chiudere, abbiamo ancora 2 o 3 minuti, volevo un po' un giudizio generale che lei l'ha già anticipato, è positivo sul decreto sicurezza portato avanti da questo governo, e poi anche io batterei molto su quel principio che lei ha enunciato: se non rispetti lo Stato, addirittura se danneggi lo Stato, non puoi permetterti di chiedere aiuto allo Stato. Mi è venuto in mente perché nel 2019, lei sa, noi siamo Radio Libertà, siamo stati Radio Padania e siamo chiaramente vicini alla Lega. Nel 2019 venne stigmatizzato Matteo Salvini, il segretario della Lega Matteo Salvini, perché aveva citofonato, era in Emilia, aveva citofonato un appartamento, una casa dove secondo i residenti c'erano degli spacciatori. C'è la famosa frase: scusi, lei spaccia. Allora, lo spacciatore era figlio di quella famiglia, ma non viveva più lì perché aveva avuto una casa di quelle diciamo popolare a disposizione poco lontano. Poi, un anno e mezzo dopo, tutta la famiglia
che viveva in una casa popolare è stata beccata a spacciare, cioè avevano droga, proiettili e anche mi sembra traffico di esseri umani, furono condannati. Che bella gente, però quella volta il giornalone aveva preso le parti di questa famiglia contro Matteo Salvini. Vabbè, c'è Guardi, anche... dottore, se mi Prego, permette l'ultimo intervento su prego, questo. prego, abbiamo ancora 3 minuti. È inammissibile, sottolineo inammissibile, che delinquenti che attaccano lo Stato, perché attaccare un uomo dello Stato significa che si sta attaccando lo Stato stesso, debbano essere a carico dello Stato stesso, come dice lei. Ad esempio, la stessa norma, noi non abbiamo voluto fare una norma ad personam, ma mi sembra normale che nelle forze di polizia che si è trasferiti per esigenze d'autorità dove serve, dove c'è un problema di ordine pubblico, penso città come Milano, Foggia, Napoli, ma un po' dappertutto ormai, dove vengono trasferiti colleghi monoreddito che vivono sopra la soglia di povertà, dove ci sono abitazioni dove i prezzi si fissano a 5-6 mila euro al metro quadro. I nostri colleghi non possono comprare una casa non con il reddito che hanno da lavoratore dipendente, dove non evadono nulla, sono fuori da qualsiasi graduatoria, e abbiamo delinquenti che stanno dentro le case popolari, che va a finire, si incontra con lo stesso poliziotto, gli spacca la testa, quel delinquente sta dentro quella casa popolare, il nostro poliziotto va a fare il clochard in giro che non ha nemmeno i soldi per arrivare a fine mese. Cioè è una situazione assurda. Dunque va bene la deterrenza, ma anche io credo che sia un emendamento che riporti un attimo di equità, perché si parla sempre, l'altro ieri domenica il Capostalo parlava di sicurezza del lavoro e di equità, e credo che sia una norma che riporta equità e giustizia in questo paese, perché a volte non entriamo in dibattiti politici, perché noi siamo operatori di polizia, non interessa a noi la politica. La politica, voglio dire, è importante perché deve fare delle norme e deve recepire il dito d'aiuto dei cittadini, ma anche degli operatori dello Stato. Il nostro ormai è un dito d'aiuto, perché le posso assicurare che durante ogni riunione i nostri colleghi dicono: noi non ce la facciamo più, arrestiamo una persona, il giorno dopo ce la rivediamo per strada, quella persona, voglio dire, ti tira una bottigliata, ti sputa in faccia, un posto di blocco, ormai forzare un posto di blocco sta diventando la normalità. E lei, invito tutti gli ascoltatori di fare una ricerca su Google, forzato posto di blocco, usciranno centinaia di articoli di posto di blocco forzati. Non è normale, per noi non è normale. No, non può, è una scusa, è una al di là proprio del giudizio che possa essere morale o etico, è chiaramente uno squilibrio, e una situazione di squilibrio non può portare il bene a nessuno, insomma, per legge fisica e per legge anche sociale, oserei dire. Allora, siamo veramente ormai agli sgoccioli, quindi non mi resta che ringraziare e salutare Roberto Di Primio, segretario dell'USIF, Unione Sindacale Italiana Finanzieri, e vi ho detto, abbiamo parlato di questa proposta, un daspo economico per colpire teppisti, coloro che aggrediscano le forze di polizia. Segretario, io la ringrazio ancora e magari spero di sentirla nuovamente per ulteriori aggiornamenti, per parlare di queste tematiche che riguardano tutti noi, tra l'altro, non solo le divise, perché le divise devono tutelare la nostra sicurezza. Se le divise non sono al sicuro, c'è qualcosa chiaramente che non funziona. Grazie ancora. La ringrazio a lei, ringrazio tutti gli ascoltatori, perché avere comunque una visione di quello che si chiede, che alla fine, come abbiamo dimostrato, non riguarda solo le forze di polizia ma tutta la collettività, credo che sia anche questo un segno di civiltà. Grazie ancora. Grazie a lei. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tu mi hai sottovalutato. Nessuno sapeva che io esistevo!
Non pensi che sia un po' troppo? Un po' troppo. Joker, Folia 2 al cinema. Officine Ubu presenta la poesia e i colori delle Langhe in un viaggio tra terra e famiglia. In ogni pietra, in ogni albero c'è qualcosa di te che anche quando non ci sarai più parlerà di te. Con Idali Turk, Umberto Orsini e Margherita Bui. Trifole, le radici dimenticate. Dal 17 ottobre al cinema. Io sono un po' matto e tu? Riccardo Ballerini, Marco Bocci, Raul Bova, Dario D'Ambrosi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Claudio Santamaria. Parte dell'incasso andrà a sostegno di Teatro Patologico Onlus. Io sono un po' matto. E tu? 7, 8 e 9 ottobre al cinema. Ciao! Venite a scoprire. Io sono Rose. Ti occorre assistenza? Dai creatori di Dragon Trainer. Devi imparare come funziona su quest'isola. Nanna! Lo proteggerò io. Il robot selvaggio. Vi proteggerò tutti. Dal 10 ottobre al cinema. Ragazzi, c'è una cassa nel camino. 3 semplici regole. Ci sono 2 milioni di sterline. Fai il lavoro, prendi i soldi, ripulisci tutto. E adesso? Li voglio qui! Li voglio ora! Chi siete, bastardi? Ditta di pulizie. Clean Up Crew, specialisti in lavori sporchi. Dal 17 ottobre solo al cinema. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Joker. Joker, Folia 2 al cinema. My daddy say, he said you ain't seen nothing till you down on the muff and then you're sure to be changing your ways. I met a cheerleader, was a real young breed, all the times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin only started with a little kiss like this. Seesaw swinging with the balls in the school and your feet flying up in the air. Sing hey diddle diddle with your kitty in the middle of the swing like you didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a mister who was ready to play. Wasn't me, she was fooling cause she knew what she was doing and I know love was here to stay. What she told me to on this way, 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 on this way. Just give me a kiss. Schoolgirl city with the classic kind of sassy little skirts climbing way up her knee. It was 3 young ladies in the school gym laughing when I noticed they was looking at me. I was a high school loser, never made it with a lady till the ball was going for something I missed. Then my next door neighbor with a daughter had a favor, so I gave her just a little kiss like this. See, start swinging with the balls in the school and your feet flying up in the air. Sing hey diddle diddle with your kitty in the middle, I was swing like I didn't care. So I took a big chance at the high school dance with my missy who was ready to play. Wasn't me, she was fooling cause she knew what she was doing when she taught me how to walk this way. She told me to walk this way, 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 walk this way. Just give me a kiss. Like this.
Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Qui Parlamento. Partiamo subito con la sigla. Qui Parlamento. Allora, abbiamo in collegamento il senatore Marco Dreosto che ci riporterà la relazione, le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato, se non sbaglio. Ho visto che si è parlato molto anche del caso Unifil e altro. Senatore, intanto benvenuto e grazie per essere ai nostri microfoni, che so che lei era impegnato ma è riuscito a liberarsi per Radio Libertà. Grazie davvero per questo. Grazie a voi dell'invito, grazie agli amici ascoltatori di Radio Libertà. In effetti ci sono gli ultimi interventi prima del voto finale sulle risoluzioni che sono conseguenti al discorso questa mattina in aula della Presidente del Consiglio Meloni, proprio in vista del Consiglio europeo che si terrà nei prossimi giorni a Strasburgo. Quindi un appuntamento importante che ha visto l'Aula partecipare a questa discussione, ma soprattutto a queste indicazioni che ha dato la Presidente del Consiglio e agli interventi dei vari senatori, ovviamente, che hanno sollevato questioni, disquisizioni, qualche polemica, ma sicuramente anche tante cose costruttive per questo impegno del nostro governo nei prossimi giorni. Ecco, il governo, cioè la maggioranza, cioè soprattutto non interessa la Lega. Senatore, cosa possiamo, quali sono le parti, diciamo, che la Lega si sente di sottolineare di più? Poi se ce ne sono altre in cui magari c'è qualche scostamento, quali sono comunque le parti che riguardano soprattutto poi l'azione di governo, prima ancora che Lega o non Lega, l'azione di governo? Quali sono le parti più salienti della relazione? Io ho letto solo i lanci di agenzia, quindi non ho avuto modo di leggere le parole di Giorgia Meloni, quindi lo chiedo a lei. Sì, ma guardi, noi abbiamo ascoltato l'intervento della Presidente del Consiglio che andava nella direzione sostanzialmente delle cose che condividiamo, che condivide il nostro governo e che condivide questa maggioranza. Sicuramente c'è un tema che avrà una rilevanza importante e dà continuità anche ai precedenti consigli, che è quello dell'Ucraina, dell'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina, e quindi le azioni conseguenti che continuerà a fare l'Unione Europea in termini di aiuti, di sostegno militare, di impegni in materia di sicurezza in favore dell'Ucraina, ma anche in favore di un sostegno economico per quella che dovrà essere la ricostruzione del paese al termine della guerra. E in questo senso ovviamente ci sono due aspetti fondamentali. Uno, che la Presidente del Consiglio ha voluto sottolineare come ci sia la necessità di continuare a dare appunto questo sostegno anche in termini di armi a difesa dell'Ucraina, per non far capitolare il paese, soprattutto per far capire che nessuno può invadere nessun altro senza che poi ci sia una reazione del sistema internazionale. Questo è un passaggio importante. E su questo tema, le dico, i nostri interventi sono incentrati su una questione che a noi sta molto a cuore. Noi riteniamo che il momento così complicato, tenuto conto che mai una guerra è terminata con una resa incondizionata da parte di qualcuno, vi sia la necessità ora più che mai che l'Europa si renda protagonista attraverso dei tavoli diplomatici, delle proposte diplomatiche per trovare effettivamente una pace. La Presidente del Consiglio parla di una pace giusta, condividiamo questo aspetto, ma una pace sostanzialmente che riporti anche un po' di serenità nel continente europeo. E soprattutto la nostra raccomandazione al Presidente del Consiglio come Lega è quella di far sì che sia l'Europa, l'Italia e l'Europa ad essere protagonista in questa azione, per evitare che poi stati stranieri e potenze straniere come la Cina abbiano predominanza in territori che al limite dell'Europa, che poi possono essere conseguentemente critici anche per noi. E questo è un aspetto che abbiamo voluto sottolineare. Poi dopo ovviamente ci siamo spostati, c'è un altro tema che la Presidente del Consiglio ha affrontato, che è quella dell'altra guerra in corso in Medio Oriente, dove la nostra base Unifil, base delle Nazioni Unite, Unifil, a cui aderisce anche l'Italia, ovviamente è stata attaccata.
E qui forte rivendicazione della Presidente del Consiglio sull'azione che viene condannata in maniera assoluta, e la nostra fermezza nel ribadire, nel confermare alla Presidente Meloni che evidentemente l'Italia non accetta condizioni da nessuno, tantomeno dagli amici, anzi quando ci sono degli amici che sbagliano, in questo caso noi sappiamo che Israele è un popolo, è uno Stato amico, bisogna sottolineare che c'è stato un errore e quindi farglielo comprendere. Questa è una posizione direi assolutamente condivisa, fermo restando che c'è una grande preoccupazione per quella che può essere un'escalation in un'area che sappiamo essere estremamente critica, ma non solo in questi tempi, già da parecchio tempo. Poi ovviamente ci sono i temi di carattere economico che vanno dalla Green Deal, quindi da tutte quelle che sono le politiche per cercare di contrastare quel terribile piano che prevedeva una normalizzazione verso un Green Deal esasperato, con proposte invece che sono state fatte anche dall'Italia di rivedere quelle iniziative che avrebbero portato a una desertificazione industriale dei nostri territori, e in parte ci sono già riusciti attraverso anche, per esempio, se parliamo ad esempio dell'energia, sicuramente l'energia verde è indispensabile, però trovare anche altre forme. Abbiamo parlato dei motori termici, di quello che è il futuro dei motori termici, per esempio qui la Presidente del Consiglio ha parlato del biodiesel, che potrebbe essere uno degli strumenti utilizzati proprio per andare incontro a questa problematica. Ricordiamoci che il settore dell'automotive è un settore molto importante per l'Europa. Stiamo vedendo cosa sta accadendo in Germania, dove a causa proprio della precarietà di questo settore storicamente fortissimo, oggi la Germania è praticamente in recessione con grossissimi problemi occupazionali, e non vogliamo che questa cosa accada in tutto il continente, tra l'altro a discapito di stati canaglie, diciamo noi alcune volte, che si approfittano di queste situazioni, o altri stati che evidentemente hanno interesse anche a che l'Europa si indebolisca per produrre loro, ad esempio, batterie piuttosto che autovetture elettriche e poi metterle nel mercato europeo. Ecco, su questi temi dell'Europa, ma sotto l'Italia, deve essere protagonista, e quindi competitività, ma soprattutto ripresa di quelle che sono le opportunità anche industriali. E poi un argomento importante che è sempre all'ordine del giorno, ma che verrà trattato in maniera importante in questo Consiglio europeo, non so se abbiamo ancora un minuto, lo posso dire, è il tema delle migrazioni. Prego. Abbiamo ancora 5 minuti abbondanti, anche di più. Anche 10. Bene, non vorrei però tediare nessuno, la Meloni ha parlato per oltre mezz'ora, quindi gli argomenti davvero sarebbero tanti. Diciamo che il tema delle migrazioni è un tema che è stato posto già in passato dalla Lega in maniera fortissima, quando noi abbiamo chiesto il controllo dei confini, la chiusura dei confini, e per questo oggi noi abbiamo il nostro ministro Matteo Salvini che è a processo, rischiando 6 anni di reclusione per un processo che, a nostro modo di vedere, è un processo politico. Mai infatti era accaduto che un ministro fosse accusato per una cosa del genere, quindi per avere dato compimento a quello che era il mandato elettorale che aveva ricevuto. E in questo senso ovviamente oggi, e questo l'ha detto la Presidente del Consiglio, ma l'abbiamo sottolineato noi come Lega, gli Stati europei si stanno accorgendo che la direzione presa era da invertire. Ricordiamoci che in Germania hanno sospeso il trattato di Schengen, o che in Gran Bretagna addirittura stanno applaudendo quelle che sono le politiche migratorie messe in campo dall'Italia, tra quali vogliamo ricordare anche gli accordi con l'Albania, che sono proprio partiti, diciamo, materialmente in questi giorni, con la terminazione di quelli che sono i campi non chiamiamoli campi, se no potremmo dare adito a qualche sospetto, ma le aree, diciamo, di soggiorno dei migranti che sono in transito in attesa di avere poi o meno il visto per arrivare nel nostro paese oppure per essere rimpatriati. Una, diciamo, soluzione che è stata anche applaudita da molti altri leader europei. E quindi il tema delle migrazioni resta centrale. L'Italia probabilmente fa da apripista rispetto a un nuovo metodo di valutare proprio la gestione migratoria, dove per noi resta prioritario comunque sempre il controllo delle frontiere. Senatore, se posso interrompere, mi interessa questo.
si discute molto anche su questa questione in Albania, eccetera. A me sembra comunque che una certa costanza di questo governo, anzi un'assoluta costanza sul tema delle politiche migratorie, il governo non ha mai desistito, no? Stia come dire, fecondando un pensiero sulle politiche, sull'immigrazione bisogna intervenire, perché quello che abbiamo visto per anni, lei senatore lo sa meglio di me, è stato anche europarlamentare, la passività. L'Italia si lamentava, l'Europa diceva tranquilli, mettiamo a posto le cose, poi non si fa nulla. Adesso, diciamo, dalle nostre parti si dice senatore Gotte spesse fuori il club, insistendo, io sono di San Vito al Tagliamento, originario, dalla parte opposta di Spilibergo. Ecco, mi sembra che questa costanza, senza battere i pugni sul tavolo, ma insistenza, continuità, stia portando i paesi europei a capire, anche perché poi quello che si vede in Germania, si è visto in Germania, è davanti agli occhi di tutti. Diciamo che io sono tanti anni che seguo il problema dell'immigrazione, stia tranquillo senatore che qui a Radio Libertà il tema dell'immigrazione se ne potrebbe parlare anche per giorni e mesi, certo, senza annoiare nessuno. Dicevo che mi sembra di percepire un'inversione di rotta generale, che è quello più importante. Volevo chiedere anche su questo, insomma, una sua impressione, proprio anche tu, pensando anche alla sua esperienza a Bruxelles. Certo, ma guardi, questa è stata una battaglia storica della Lega che è partita in tempi non sospetti e direi in maniera anche molto, molto, molto importante, con fatti oggettivi. Io guardi, voglio ricordare proprio quando ero europarlamentare, prima ancora che arrivasse il governo con il ministro Salvini, Ministero degli Interni, ricordo molto bene quando proprio da europarlamentare andai al confine tra Italia e Slovenia a Trieste a vedere i migranti che arrivavano dalla rotta balcanica, centinaia di persone che ogni notte attraversavano il confine tra Italia e Slovenia per entrare in Italia e in Europa, con grossissime problematiche di carattere sociale, perché poi queste persone che arrivano in Italia senza un lavoro, senza un alloggio, bisogna ovviamente dargli destinazione. E l'altro aspetto ancora più grave è che queste persone, quando poi non hanno un'aspettativa di vita credibile e realizzabile, spesso vengono intercettate dai trafficanti di esseri umani, ma non solo, ma anche da coloro che li portano sulla strada malavitosa. E noi abbiamo posto in essere delle strategie in Italia lo scorso anno, attraverso un impegno che si è preso il sottosegretario Molteni del Ministero degli Interni, di sospendere proprio il trattato di Schengen tra Friuli Venezia Giulia, quindi tra l'Italia e la Slovenia, ma poi anche la Slovenia con la Croazia, e implementare le forze di polizia e di controllo. Questo, guardi, non solo ha ridotto notevolmente il flusso dei migranti, ma addirittura ha permesso l'arresto di oltre 100 trafficanti di esseri umani. E questo penso sia un successo incredibile che dimostra come di fatto vi sia tutta una speculazione ai danni delle persone che poi molto spesso devono migrare e migrano per motivi economici, ma dove migrano, dove purtroppo non si è in grado di dargli soluzioni concrete. È chiaro che Germania, Francia, Gran Bretagna, ma anche i paesi nordici, li vediamo oggi che forse erano quelli più libertari in questo senso, hanno posto una grande attenzione a queste iniziative poste dall'Italia, già da quando poi è stato anche ministro Matteo Salvini con il blocco dei porti, che voglio ricordarlo per l'ennesima volta, quello fu uno strumento straordinario perché serviva da deterrente, quindi faceva sì che partissero molte meno imbarcazioni nel Mediterraneo verso l'Italia, e questo ha salvato moltissime persone dalla morte in mare, e di queste cose purtroppo ne parlano molto molto pochi. E poi mi permetta, voglio fare un'ultima considerazione magari prima di lasciarci, che è molto grave. In questi giorni, in queste settimane sono venute fuori moltissime informazioni che riguardano dossieraggi, verifiche di conti correnti, cose guardi, che avvengono generalmente nei regimi totalitari, no? Potrebbero essere in Venezuela, da qualche altra parte, ma non certamente nella democratica Italia. Questo significa che qualcuno voleva o aveva l'intenzione, le indagini ci troveranno, di sovvertire l'ordine sovrano voluto dai cittadini attraverso le elezioni. È stato fatto in maniera importante nei dossieraggi di Perugia, dove si trova per la maggior parte dati e informazioni che riguardano la Lega, senza nessun titolo ovviamente, e sta succedendo in questi giorni. Oggi abbiamo letto sul Tempo, il giornale
direttore Cerno, dei controlli dei conti correnti di Matteo Salvini su dati perfettamente regolari per cercare di inguaiare in qualche maniera, di mettere in cattiva luce Salvini e il partito. Questa è una cosa assolutamente vergognosa, per il quale nel mio intervento di fronte a Giorgia Meloni ho chiesto la costituzione di una commissione d'inchiesta che si occupi di questo caso, proprio per far luce, per far capire quanto male volevano al nostro partito, al nostro leader, alla Lega. Io direi che possiamo, volevo anche chiedere su Raffaele Fitto, eccetera, però le strappo un impegno, se mi è consentito. Io personalmente in questa trasmissione vorrei seguire da vicino lo sviluppo di questa commissione d'inchiesta, perché personalmente ho anche il rimorso, non sono riuscito in queste settimane a seguire il caso Striano come avrei voluto, e parlare della commissione d'inchiesta secondo me aiuta anche i cittadini a capire meglio, perché in una commissione d'inchiesta spesso arrivano documenti che non sono di facile accesso al comune cittadino. Io le strappo l'impegno a stare, diciamo, a comunicare con noi, naturalmente. Assolutamente, volentieri. Noi siamo, anche perché ma la radio, insomma, siamo a sua completa disposizione per ogni cosa. Questa a me personalmente interessa ancora di più, perché quello che sta succedendo, io ho una certa età, francamente sono vissuto negli anni della P2, mi hanno massacrato la P2, adesso siccome hanno fatto i dossier su partiti che non stanno simpatici a chi sta nei palazzi, allora bisognerebbe che tutto passasse in corpo di guardia, come diceva mio padre, e invece è meglio di no. Assolutamente sì, è vero, lei ha perfettamente ragione. Io sono disponibile ovviamente ad ascoltarvi, ma non solo ad intervenire, anche se posso portare qualsiasi contributo. Intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e voi soprattutto per il servizio che ci state dando. Grazie Marco Dreost, risentirci presto. Grazie. Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, non dico, lo sapete, che io non riesco a dire bugie. Sono un paresiarca, al limite non dico tutto quello che penso, perché con l'età ti prendi le bastonate, ma quello che dico è esattamente quello che dico, lo penso. Poi tutto quello che penso non è neanche il caso di dirlo, poi tante volte chi se ne importa, no, di quello che penso. Però questo sì, cioè, avevo proprio questo anche rimorso, anche mio personale come cittadino, perché intanto perché vorrei capire la portata di quello che sta succedendo, questi dossier. Vorrei capire se si tratta di meccanismi che tutto sommato entrano in una... A me fa fatica comunque pensare che li si debba considerare normalità, o se invece ci sia qualcosa di grosso, perché lo sapete, Lorenzo, il detto che io odio più, uno dei detti che ho modo di dire, male non fare, paura non avere, è una stupidaggine gigantesca, perché la riservatezza e la privacy non sono qualcosa di astratto, perché adesso l'immagine un po' scatologica, no? Tu puoi essere se tu un santo lo fotografi mentre fa la cacca, l'immagine di quel santo viene fuori, che non fa niente di male, anzi, come diceva l'inno del corpo sciolto di Benigni, è un momento anche di salute, è un momento salubre quello dell'evacuazione. Poi se cosa parlo? Però attenzione, faccio sfoggio di erudizione. Culinaria e culo sono la stessa matrice, perché originariamente nella villa latina, nella casa latina romana, il luogo dove ci si svuotava era accanto alla cucina. Per quello poi culinaria poi. Vabbè, lì c'è stato qualcuno che ci ha anche giocato. Però no, questo è semantica, etimologia, non semantica, etimologia, non si scappa. No, dicevo che quindi faccio per dire, se io compro io sono, no, non mi viene l'esempio, comunque anche il fatto stesso, per esempio, che io compri delle medicine, ci sono persone, io personalmente no, ma ci sono
ci sono persone che hanno molto pudore della loro salute e non hanno nessun piacere che si sappia che hanno dei problemi di salute. Però se tu mi indaghi su tutto vuol dire che tu sei alla mercé di chiunque, senza contare che poi, e questo lo so per mestiere, una notizia, quando tu vieni a sapere una notizia riservata che non è diciamo alla mercé di tutti, la puoi girare come ti pare, ne puoi far venire fuori il peggio. Addirittura quelli del Domani, guarda caso quelli che delle intercettazioni, cosa avevano scritto un po' di un anno fa? Avevano scritto che il titolo del libro di Giorgia Meloni, Piccole donne, era lo stesso di una riduzione radiofonica alla quale recitava negli anni 70, adesso non mi ricordo neanche più come si chiamasse, la nonna paterna di Giorgia Meloni. Ma Giorgia Meloni non ha mai nominato la nonna paterna nella sua biografia. Ti spiego, il papà è scappato di casa, eccetera, e quindi quello doveva far pensare che si trattasse di chissà quale sporco segreto. Una cosa anche fatta abbastanza male, non ha avuto strascichi, però magari quando si parla di soldi la gente drizza le orecchie e può sembrare che qualsiasi azione tu abbia fatto sia sporca. E quindi se diventi ricattabile senza aver fatto nulla di ricattabile. Sono andato un po' troppo di predica. Andiamo su Segui la Lega, che è più importante. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, o alla Pellegrina, anche ammesso dalla sintassi, o alla Marcianas prima che la Lega segua te. Difendere i confini non è un reato. Hashtag io sto con Salvini. Fai sentire la tua voce. Leggi l'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo Open Arms. Venerdì l'udienza finale a Palermo, quindi alle 10 iniziano i lavori. E poi iscriviti, è molto facile, molto semplice, alla Lega Salvini Premier. Come si fa? Si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane io consiglio ampi, calorossi, profondi, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. Sul serio, la tessera Lega Salvini Premier. E poi abbiamo ancora il momento di le feste della Lega, il calendario delle feste della Lega, tartufi, funghi, la stagione, mamma mia, un bel risotto ai funghi, wow. Ecco, certe volte mi domando, non voglio entrare in polemica con nessuno, se essere vegani non sia un po' anche una moda. Non è vegetariano un bel piatto di tagliatelle ai funghi, anche il risotto ai funghi. Tu cosa preferisci, Lorenzo? Risotto? Ti piacciono i funghi intanto? No? Sì, no, mi piacciono i funghi e li preferisco col risotto. Perfetto. Sì, risotto. E cosa c'è di più vegetariano? E che bella magnana, per dire con Dario Fo, che magnana! E quindi certe volte si può essere vegetariani e accontentare anche il gusto. Il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 sono soldi nostri, ma lo Stato fa il furbo, vorrebbe tenerseli lui. Noi però invece possiamo indicargli dove spenderli. In questo caso, essendo questo una redazionale della Lega, segui la Lega appunto, noi vi indichiamo il D43 nel 2 per 1000, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Poi 4 come la pizza 4 stagioni, ma sistema del vegetariano, beh, la pizza margherita. E non è vegetariana la pizza. E non è buona, con un po' di origano e basilico. E la mozzarella quella. Oddio, che fame! Pellegrini deve anche mangiare di meno, caspita, se no.
Allora, abbiamo le 16.40, oggi Igor Iezzi, Rai Radio 1, le apparizioni degli eroi della Lega, i suoi politici, le apparizioni radio-televisive, alle 17.15 Economia Sky TG24 con l'europarlamentare Paolo Borchia, 17.15 Economia Sky TG24, mentre l'onorevole Igor Iezzi 16.40 Rai Radio 1. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a Zapping, la trasmissione storica della Radio 1 alle 19.30. Alberto Bagnai, del responsabile economico, a Restart Rai 3 domani nel cuore della notte, all'alba per chi vi parla, alle 9.45. Poi giovedì un nome storico, è stato voce per anni di Radio Padania, da anni adesso è presidente del gruppo dei senatori leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo. Giovedì 17 alle 10 del mattino, Rai News 24. 14.31, sfratto un minuto, pausa e poi andremo a parlare di Italiani Brava Gente con Max Del Papa. State lì. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto. Eri in macchina, è stato un attimo, ma il mio cuore si è come bloccato. O era fermo prima e ha ripreso a battere. Tante volte io l'ho immaginato, rivedere te che effetto mi farà, però adesso che è capitato non importa più se sia stata colpa tua o mia. Eravamo quel che tutti sognano, quell'amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che potrebbe scomparire l'universo tranne noi, tranne noi. I ricordi che sembrano lame fanno male, ma forse li cerco io per rivivere, per ricordare ogni istante accanto a te, una vita accanto a te. E il cervello sa che è complicato, ciò che è rotto ormai non si riparerà, però il cuore, sai, me l'ha giurato, sa che un giorno tornerai, sì, dice presto tornerai, e saremo quel che tutti sognano, quell'amore che i cantanti cantano, tanto
forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che non c'è parola per descrivere, che ti sceglie e che non si fa scegliere, e saremo quel che tutti cercano, quell'amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato e irrealizzabile, e che il petto fa quasi esplodere, senza il quale non si può più vivere, che potrebbe scomparire l'universo tranne noi. Oh, oh, oh. Tranne noi. Eccoci, allora il nostro grande Lorenzo ha scelto Max Pezzali anche in omaggio al nostro, posso dire nostro, in senso affettivo ovviamente, perché nessuno è proprietario di nessuno, mi raccomando. Il nostro Max del Papa, ricordo anche il blog ilfaro.it. Bentornato Max, anche e grazie per esserti reso disponibile anche con un orario completamente diverso. Ciao. Buongiorno a tutti, eccoci. Allora Max, Italiani brava gente, intanto era il titolo di un film, è un modo di dire, non so se abbia senso parlare di brava gente, perché comunque bisognerebbe parlare dell'individuo prima di tutto, no? Come si fa a dire che se un popolo, se la gente è brava, e quale sarebbe la gente cattiva? I tedeschi sono gente cattiva? Non lo so. Ma soprattutto poi da questa frase fatta tu prendi spunto per osservare il mutamento antropologico contemporaneo. Tu dici non li riconosco più, al di là brava o cattiva gente, c'è un italiano nel quale non ci riconosciamo, che sta subendo il post, oserei dire che c'è quasi quasi un post italiano che subisce il post liberismo e che subisce anche moltissimo l'attuale tempesta tecnologica che è appena cominciata. Domani parleremo con un altro ospite dell'intelligenza artificiale, quando 2 Nobel dicono che c'è il rischio che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento sull'intelletto umano, i 2 Nobel che erano praticamente padri dell'intelligenza artificiale, anche quello. E gli italiani mi sembrano che subiscano molto anche questo. A te la parola. Ma credo che l'intelligenza artificiale, che poi è una deficienza reale e concreta, sia già a buon punto, è irreversibile, come sempre la tecnologia. Ieri hanno fatto un esperimento, hanno mandato una Tesla pilotata da remoto lungo l'autostrada a tutta velocità, e hanno messo davanti un ostacolo, un dissuasore, l'intelligenza artificiale non l'ha riconosciuto, quindi questa si è sfasciata completamente, ha preso fuoco, insomma, solite cose. Quindi insomma questa roba qui è sempre il solito discorso, tutto quello che si può fare che si faccia. Una volta che tu hai inventato la barca, inventi anche il naufragio, però la barca non ci rinunci più. Poi, chiaro, l'intelligenza, tutte queste cose artificiali, che poi sono sempre le solite cose, dietro ci sono gli uomini, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, le macchine che vanno da sole. Non vanno da sole, però modificano la testa della gente, quello sì. Allora io, francamente, questi italiani non li riconosco più. Ho visto, con tutto Max, che non è vero che sono... No, ho visto, come tutti noi, ne hai parlato anche, questo fatto di questo giovane ucciso per una cuffia da 16 euro. Sì. Infatti, è quello che dicevo. Intanto gli italiani non sono mai stati brava gente, però cosa vuoi? La storia deposita sempre dei luoghi comuni, dei cliché che si applicano anche alle civiltà, si applicano
alle comunità, ai popoli, i tedeschi passeranno sempre in fama di genocidi e di nazisti con quello che hanno combinato, non se ne libereranno mai. Nerone non ha mai cantato mentre incendiava Roma, però rimane questo episodio. Gli italiani, chissà perché, si volevano bravi, nel senso che c'era quella genuinità contadina, quella schiettezza. In realtà gli italiani all'estero sono sì considerati in maniera ambigua, ambivalente, che da una parte sì, l'Italia, i bei posti, il sole, la bella cucina, il paese del dolce sì, come diceva Goethe, del paese dove fiorivano i limoni, però era anche il paese dove poi lo stesso Goethe si spaventava per la violenza inaudita, mafiosa, camorristica, e non si può andare, cioè quelli del Grand Tour tornavano da una parte deliziati, dall'altra sconvolti, perché il paese del brigantaggio, paese dove 4-5 mafie da 500 anni tengono in mano metà paese e completamente tutto lo Stato. I terrorismi italiani sono stati più feroci, che si fossero contro lo Stato o manovrati dallo Stato. Quindi, sai, brava gente, bastava vedere le imprese che sono state fatte sotto il fascismo, in Etiopia, Adua, Albania, Grecia, non è vero niente. Paese velleitario, paese però dove magari sopravviveva dei rituali che piacevano, rituali contadini, l'amicizia. Però vedi, è un'amicizia che in un attimo poi si contorce, si torce e i due amici si scannano. Ora, tutto questo, la tecnologia, l'ideologia del profitto ad ogni costo, la pubblicità l'hanno spazzato via. Cioè gli italiani oggi sono quella roba lì, sono quello che a Rozzano per 20 euro ti scanna un altro per 2 cuffiette da supermercato, poi vanno in caserma e dicono, bah, che ne so, io me ne sono accorto da TikTok. Cioè io facevo come il messicano di Trinità, non so se te lo ricordi, no? Quello mi guarda e casca morto, io non lo so, io gli avrò dato solo qualche coltellata, mi fanno questo ragionamento qua, solo che quello era un film grottesco. Gli italiani sono questa roba qui, sono degli zombie, sono giovani, più sono giovani più sono feroci, i genitori li proteggono, li fanno scappare se possono. Allora uno si pone il problema, dice questi hanno 20 anni, questi fra 5, 10, 15 anni dovranno reggere la società. Come cazzo la reggono? Chi sono questi qua? Che ammazzano uno, vanno in caserma con le mani sporche di sangue e dicono ma adesso vado a casa, mi mandate in televisione. È una generazione totalmente senza il cervello, senza la logica, senza la coscienza. È una generazione di pura fisiologia. Mangiano, cagano, purtroppo si riproducono, uccidono. Non è... Questo qui di Rozzano l'avevano trovato ad Alessandria, quelli della Polfer. Siccome erano tipi svegli, anche questi qua l'hanno fatto andare via. Lui si è fermato e ha detto no, aspettate, ho fatto una cazzata. Come una cazzata? Sì, dice, ho ammazzato uno, ho fatto una cazzata. Hai capito? Una cazzata. Allora, io questi qua non li riconosco più. Tutto lì. E non credo di essere il solo, perché se io chiamo un po' di amici artisti, che sono abituati come artisti all'intuizione, che magari hanno cantato l'Italia e gli italiani per anni e decenni, e gli chiedo, ma tu li riconosci ancora? No. Cioè, io non so più in che paese vivo, anche loro. E mi dice, non riesco neanche più a farci su una canzone, perché non so da dove cominciare, sono degli alieni, non so di cosa parlare. So solo che non li riconosco più, quindi non sono il solo. Tra l'altro mi viene in mente, ma questo l'ho letto anni fa, un critico letterario e cinematografico di sinistra, ho un'amnesia abbastanza conosciuto, non conosciutissimo, disse qualche anno fa, pochi anni fa, disse sì, noi negli anni 70
lottavamo per il popolo, ma non era un popolo di merda come quello di adesso. Parlava del popolo italiano, un critico, diciamo un intellettuale di sinistra. Il popolo degli anni 70 non era il popolo di merda di adesso. Ha usato proprio questi termini scatologici. E mi è venuto in mente mentre leggevo il tuo articolo sul faro.it. Quindi diciamo che non è solo una percezione No, ma no, assolutamente. Vabbè, questo qui io non so chi fosse, ma sicuramente abusava nel populismo e nella retorica di sinistra, il popolo di una volta. In realtà gli intellettuali di sinistra non hanno mai lottato, come dicono, per il popolo, ma sempre per se stessi. Tant'è vero che il terrorismo italiano di sinistra, anche quello di destra, però era orientato da questi intellettuali, questi docenti, questi che se ne stavano tranquilli nelle loro torri d'avorio e mandavano ad ammazzare e a rapinare la manovalanza, la plebe. Non erano migliori. Trovo invece che sia vero che la gente è cambiata. La gente della quale già nel 75, Pasolini la sera che l'hanno ammazzato, l'ultima cosa che ha detto a Ninetto Davoli è stato: la gente è odiosa. Poi è partito per i suoi percorsi, i suoi voli e non è tornato più. Era un altro tipo, lui però si riferiva ad altre cose, probabilmente aveva anche scoperto che quel vagheggiamento sensuale, morboso, delle borgate, delle cose, non portava a niente, cioè non era solo quello che lui denunciava, il consumismo, la degenerazione piccolo borghese, piccolo fascista. Secondo me aveva scoperto che anche nel microcosmo delle borgate non c'era niente di diverso, non c'era niente che si salvava, infatti poi ne è uscito morto. Le cause possono essere tante, io le riconduco tutte a un paio di dinamiche, cioè è la rivoluzione tecnologica e pubblicitaria. Quello che spaventa è la totale mancanza di coscienza, di senso della realtà di questi qua, i quali si scannano, fanno fuori un fratellino di 10 anni, fanno fuori la famiglia, affogano dei figli appena nati, lasciano morire di fame una bambina figlia di 1 anno e mezzo. Poi dopo quando ritorno dico: ma non so perché l'ho fatto. Come non sai perché l'hai fatto? Allora sei una pianta. Allora devi essere tolto dal consorzio civile. E non sanno perché lo fanno. Adesso lo sanno, cioè ci sono già quelli che dicono volevo diventare famoso, volevo andare in televisione. Ora io qua faccio un discorso puramente oggettivo, cioè non do giudizi di valore, però dietro la totale incoscienza o sconoscenza di quello che fai è chiaro che si nasconde uno scenario che è agghiacciante, perché cioè, questi qua come fanno poi a reggere il peso delle responsabilità di una società, andare a lavorare, riprodursi, se non sanno quello che fanno? Già adesso non vengono ricondotti a niente, perché basta dire non so perché l'ho fatto, allora a posto, non sei responsabile perché sei scemo, ma se sei scemo però lo devi togliere. Non puoi dire vabbè sei demente, non sai perché l'hai fatto, però ti lascio libero, ti rimetto in libertà. Cioè tu fai caso che ogni volta che fanno una strage o una cosa totalmente demenziale gli danno la perizia psichiatrica. Ma cioè non è possibile, cos'è, un'epidemia? No, è che questi qua in realtà sono lobotomizzati ma volontariamente. Cioè la malattia mentale è un'altra roba. Uno che esce con un coltello di notte perché vuole ammazzare il primo che capita, ma lì non c'entra niente la malattia mentale. Lo fa perché è abituato così, perché pensa di non rischiare, perché sa perfettamente che troverà l'indulgenza della società, la quale preferisce attribuire tutto questo a delle strane malattie mentali pur di non guardarsi e non vedere gli errori che ha fatto. E io questi qua francamente li vedo, l'ho detto tante volte, cioè me li vedevo anche al mare a fianco. C'erano dei ragazzini 13, 14, 15 anni che in 3 mesi d'estate non li ho mai visti fare un bagno, prendere il sole, erano sempre nel bar dello stabilimento, la mattina a sera,
Intanto precocissimi, perché i ragazzi sono totalmente svirilizzati, sembrano degli imbecilli, dei molluschi. Le ragazzine era impossibile non guardarle, perché anche a 15 anni avevano proprio l'estetica puttanesca della televisione, no? Le mutande, le mezze alcune brasiliane, le perizoma, estremamente sessualizzate. I maschi erano invece. E poi li sentivi parlare, non parlavano, erano totalmente afasici, mandavano dei grugniti, dei mugolii, delle bestemmie, oppure si esprimevano con quella cadenza, no? Di questi rapper. Cioè vedevi che non c'era la parola, non c'era il pensiero, non c'era la coscienza, non c'era l'espressione. Allora io dicevo, questi qua sono disposti a tutto, a scannarsi tra loro, ma anche a far fuori me. E diventavo cattivo, perché chiaramente, come un animale che si sente in pericolo, subito diventavo diffidente, aggressivo. Questi veramente ti ammazzano, magari in branco, senza neanche farci caso. Ecco, la mutazione io la trovo. Sì, quello che suggerisce come riflessione nella tua analisi è questo. Stavo pensando, anche i mostri ci sono sempre stati, ma Piero Maso uccise i genitori perché voleva una bella vita senza far fatica, ne voleva i soldi. Erika Denardo uccise la mamma per una questione anche di profonda conflittualità. Quello che è nuovo, e tu lo hai osservato, sei un cronista sei più giovane di me, ma sei da tanti anni più giornalista di me, e che emerge anche nella tua analisi, è che è una sorta di novità. Non so perché l'ho fatto così, ma una inconsapevolezza, quello che hai detto, mancanza totale del senso della realtà. E mi domandavo, Max, e dopo ti do la parola, qui abbiamo le estreme, dei casi estremi, ma il rischio grosso è che permei a tutti i livelli, cioè che non si arrivi all'omicidio eccetera, ma persone che non hanno senso della realtà quando studiano, quando insegnano, quando vanno in fabbrica, quando vanno in auto, quando si sposano, quando fanno l'amore, quando fanno figli, quando fanno gli operai, quando fanno gli infermieri. Cioè una società che sta perdendo completamente il senso della realtà e quindi allo sbando, insomma, mi viene da dire. Cosa dici? Dico che insomma i Pietro Maso, l'Erica, così, cioè, quelli ci sono sempre stati, ma erano dei farabutti privi di anima, ma non in questa maniera così generalizzata, insomma. Cioè qui rendiamoci conto che tutti i giorni ci sono 3 o 4 di questi episodi. Una volta facevano epoca, perché adesso ci sono 3 o 4 al giorno, non fanno più notizia. E secondo me è un'irresponsabilità giovanile che si inquadra in un'irresponsabilità a cerchi concentrici, no? Sempre uno che contiene quell'altro, perché questi sono così. I genitori che dicono, gli dicono, se ci fai caso, dicono sempre, vabbè, mai l'hai fatto, non è che, insomma, l'ha detto anche il padre, quello Turretta, quello che ha scannato la cecchettina. Dice, vabbè, l'hai fatto, però insomma, non è che sei l'unico, ma che cazzo di discorso è? Genitori che dicono, vabbè, ormai l'hai ammazzato, vai via, ti faccio scappare, mento, così. Quindi non è che gli dicono adesso devi pagare per quello che hai fatto, è tutta un'irresponsabilità così. Le politiche nazionali e sovranazionali, idem. Se tu vedi solo di fronte all'atteggiamento solo di fronte all'immigrazione alluvionale, l'immigrazione di massa, che è stata fatta non per motivi umanitari, ma per un calcolo, per il profitto, è stata fatta dagli stati, in particolare in Italia d'accordo con la Chiesa, che ha fatto proprio il ruolo degli scafisti. Non prendiamoci in giro perché Gesù diceva accogliere tutti, no. Wojtyla, che era un papa, diceva non si può accogliere tutti, perché poi sorge naturalmente il problema di come li accogli, di dove li accogli. Dice no, fateli venire e dateci soldi. No? È stato 30 anni di irresponsabilità totale che ha degenerato una strage continua
e a Prato Basso. Cioè si diceva, vabbè, questi hanno ammazzato, è la loro cultura, che ci vuoi fare? La logica del fatto compiuto. Il ragazzino ammazza e vabbè, ormai l'ha fatto. Il migrante stupra, ma quel migrante che ha fatto fuori, ha messo incinta una bambina di 10 anni che lo portavano via, diceva siete razzisti, l'irresponsabilità condivisa. Quello fra un mese, una settimana è fuori, perché la società non sa più imporre le proprie regole. Poi andiamo a fargli la guerra là. Vogliamo estirpare tutto il terrorismo islamico che alligna in 1,5 miliardi di persone. Gli andiamo a fare la guerra là, la guerra totale, sistematica, che porta a un conflitto totale, apocalittico, perché cazzo se non ti fermi mai, però poi li fai entrare qui e qui non li punisci, qui li lasci liberi. 30 anni di politiche così. Ancora adesso sentiamo Mattarella che tutti i paesi cercano di mandar via, l'Italia, la Meloni li manda in Albania, l'Inghilterra li voleva mandare in Ruanda, la Francia li fa fuori, la Spagna gli spara addosso, la Germania li deporta. Arriva Mattarella e dice no, bisogna prenderli tutti perché è un dovere civile. Ma chi l'ha detto? Il Papa uguale, il Cardinale Zuppi uguale, finanziano i Casarini, finanziano questi qua delle carrette del mare, perché ci guadagnano tutti. Allora, un'irresponsabilità dentro un'altra, dentro un'altra, dentro un'altra. Il gioco è chiaro, se tutti siamo irresponsabili, amen. Però poi dopo succedono queste robe qua. Sì, Dico, io ho chiesto a degli artisti, amici, ma grossi, famosi, dico, ma tu li riconosci ancora? Io no. Dico, io magari faccio un concerto, mi salvo perché ho un pubblico, ce l'ho da 30, 40, 50 anni e ci riconosciamo a vicenda, però al di là di quello non li riconosco più. Cioè è una roba che lascia sgomenti, invece passa tutto così nella normalità. A me pare una cosa agghiacciante perché questa è una vera strage. Tanto tocca a tutti, no? Cioè quello lì era un povero Cristo, faceva il commesso in un supermercato, torna di notte, trova uno con un coltellaccio che lo fa fuori per 15 euro di cuffiette. Cioè è roba che 15 euro se le poteva benissimo comprare. Dice no, ma io ero un po' nervoso, volevo sfogarmi e l'ho ammazzato. Quell'altro, quel balordo là che ha fatto fuori quella barista, povera Crista, non mi ricordo dove, se nel Bergamasco, così. Sì. E dice no, dice volevo andare a fare il rapper, volevo andare in televisione. Dice la prima che ho trovato l'ho ammazzata. A te sembra normale che ci siano delle connivenze tra i mafiosi, i criminali da curva e questi rapper, trapper, che poi sono quelli che dettano i modelli giovanili, no? Cioè vanno a casa di uno che va a fare le disfide, va a pestare un altro e dice ti ammazzo, io sono di Rozzano, Fedez, però dietro c'aveva 8-10 di questi qua. Un altro che gli entrano in casa e gli trovano pugnali, taser, mitragliette, come se fosse... e ci voleva fare affari. La libera informazione ne ha parlato un paio di giorni, poi non ha parlato più. Max, devo chiudere. Il tempo è volato, grazie a te. Allora, grazie come sempre. E so che nei prossimi giorni dovresti partecipare ad Autodafè, la nuova trasmissione di Giulio Cainarca. Quindi grazie e ci risentiamo la prossima settimana per quanto riguarda Oltre la Pagina. Grazie di tu. Vi segnalo sempre, andate sul profilo Facebook di Max Del Papa e poi lì ci sono tutti indicati dove lui scrive, dal faro.it eccetera, quindi potete seguire quello che sta facendo. Grazie ancora e a risentirci. Grazie a chi ci ha ascoltato, un saluto. Grazie a Lorenzo il Magnifico e a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato